Parliamo adesso degli argomenti di approfondimento. Allora, oggi è giornata dedicata alla cultura, ci saranno tra poco i film, parliamo però anche di fumetto. Un linguaggio universale, dice un fumettista trevigiano che abbiamo intervistato con Lucia Cappelletti. Mai come oggi possiamo dire che col fumetto si può raccontare tutto. Ormai sono pochi a sostenere che il fumetto non sia un linguaggio, no? La panoramica tematica del fumetto si è molto allargata, tanto che appunto possiamo avere dalla lettura, tra virgolette, adolescenziale, no? Dei supereroi, i manga dei robottoni, eccetera, possiamo avere dei veri e propri esempi di giornalismo a fumetti. Il primo giornalista che si è dedicato al fumetto è stato Gio Sacco con Palestina. Bisogna anche cominciare a usarlo non solo per raccontarci favole. Le favole sono una cosa bellissima e importantissima della nostra formazione, però se è un linguaggio, allora per me significa che col fumetto ci si possono fare dei saggi, ci si possono fare delle interviste. È un linguaggio malleabile, con un linguaggio ci si deve poter raccontare tutto. Lei ha scelto di fare un libro che si chiama Leggere i fumetti. Serve un volume che aiuti a muoversi in questo vasto mondo per chi non lo conosce bene? Beh, io penso che siamo in un momento abbastanza fortunato per il fumetto, nel senso che soprattutto magari per una grande esposizione cinematografica dei suoi personaggi più famosi c'è molto interesse rispetto al fumetto. Sono stato al cinema con mia figlia a vedere Capitan America Civil War e ho pensato, uscendo dal cinema, ho pensato, ma se fossi una persona che non legge fumetti, esco dal cinema, vado in edicola, compro il primo albo di Capitan America che mi capita in mano e purtroppo non riconosco quella cosa del film, perché è una storia proprio diversa, e per cui ho deciso di provare a dare questo suggerimento nel linguaggio che mi è più affine, molto più che parlare, dare questi consigli a chi si avvicina al fumetto in questo momento di grande esposizione. Che pregio ha il fumetto come forma espressiva rispetto ad altre, secondo lei? Mi piace, quando mi domandano questa cosa, citare Art Spiegelman, che tra l'altro è uno degli autori fondamentali di cui si parla anche nel libro, l'autore di Maus. E Art Spiegelman dice: il fumetto è quel linguaggio che ragiona nel modo più simile a come ragiona la nostra memoria, il nostro cervello, nel senso che noi non ricordiamo le cose attraverso fogli di testo ben impaginati, non ricordiamo sequenze cinematografiche ben girate del nostro passato, ma la nostra memoria è composta da un continuo intercalarsi di parole e immagini. Quindi si può fare giornalismo con il fumetto, secondo lei? Beh, io ne ho fatto quasi una mia cifra stilistica, perché il mio primo libro lungo, il mio primo fumetto lungo, tra virgolette, è stato il racconto della storia del petrolchimico di Porto Marghera, nell'interesse di scandagliare come e se il fumetto possa essere un linguaggio adatto a raccontare, oltre che l'azione, perché lo sappiamo che sa raccontare le azioni, ma se il fumetto può essere un linguaggio adatto a raccontare anche il pensiero.